io li chiamo giovani designer emergenti. Il progetto Incalza nasce da una scoperta fatta dal museo di Palazzo d'Arco, che nei suoi archivi ha ritrovato delle antiche calze, dei conti. Da questo ritrovamento l'idea che è nata è stata quella di poter ricreare queste calze, ma in maniera, diciamo, moderna, in maniera contemporanea, e ridare vita a un modo di vestire, a un modo di essere del passato, ma che potesse inserirsi bene all'interno, diciamo, dei canoni della moda attuale, ecco. Infatti tutte le calze sono state realizzate in maniera artigianale, a mano, e realizzate attraverso i disegni di un giovane designer emergente che è Elia Crippa. Sono laureato in design della moda al Politecnico di Milano e ho già collaborato con About Socks per un concorso, un loro progetto. In questo caso abbiamo studiato, ecco, l'archivio di moda del palazzo, e sia prendendo ispirazione dalle calze che dal repertorio di abiti, abbigliamento, ma anche alle tappezzerie, ceramiche e altri oggetti appunto interni al palazzo, abbiamo creato una sorta di prodotto di gadget che potesse far sì che chiunque visiti questo palazzo potesse portare con sé un pezzo di questa esperienza a casa. E sono accessori da conversazione in qualche modo, nascono dall'idea di questo evento che si chiama Chiacchiere da Salotto, e vogliono fare in modo che persone che conversino e che scambiano idee e si conoscono appunto durante una conversazione possano svelare un dettaglio che parli di loro appunto e riflettono le diverse personalità di chi conversa e scambia chiacchiere. Ecco. Possiamo sicuramente apprezzare il polsino anillo d'ape che ci garantisce un sostegno della calza lungo il polpaccio senza poi scendere, senza essere fastidioso e andare a comprimere durante la giornata il polpaccio. Quindi sicuramente oltre al lavoro artigianale e all'attenzione alla materia prima avrete modo di apprezzare una realizzazione di una calza, diciamo, aggiornata agli standard odierni, quindi con le migliori tecnologie. Generalmente le persone, credo ancora oggi, pensino a un museo come un luogo chiuso, magari con un po' di polvere e un odore di muffa, poco aperto. È esattamente l'immagine inversa di quello che è il Museo d'Arco, che è aperto alle iniziative anche esterne, oltre che interne. Partendo da un patrimonio di vestiario, si è aggiunta questa idea delle calze. È un'idea nuova per noi, ma è l'estensione delle idee che partono da noi, triangolano fra designer e produttori di calze. Ecco, questa è l'idea di uscire anche da quello che è un nostro patrimonio per dare delle idee all'esterno.